Percentualmente siamo a un 70%. Siamo ben oltre la metà strada verso un'intesa fra Stato e Regione sull'autonomia del Veneto, secondo il governatore Luca Zaia, che rimane ottimista dopo il giro di consultazioni tra i ministeri terminato nei giorni scorsi. La bozza dell'accordo è in questi minuti sul tavolo del Consiglio dei Ministri, riunito alle 19. Io immagino che da stasera il Consiglio dei Ministri analizzerà la bozza, faranno la lista dei punti nevralgici e poi ci sarà, come ha annunciato Conte a fine dicembre, ci sarà il Presidente del Consiglio che affronterà il one to one con i singoli governatori per le singole partite. Allo stato attuale, comunque, puntualizza Zaia, la bozza non è firmabile da parte del Veneto. Vanno risolte delle criticità, se no no. Cioè bisogna che ci siano criticità risolte, ma lo sappiamo, non mi preoccupo perché abbiamo lo spazio per trattare ancora. Del resto, ragazzi, questa lo sapevamo dal primo giorno che non era una passeggiata. L'accordo è invece già stato trovato sul tema cruciale delle risorse economiche. Si parte dalla spesa storica, riferisce il governatore, che verrà superata nel giro di 3 o 5 anni con la norma finanziaria scritta ieri. Dopo il primo anno di avvio si arriverà gradualmente a un riparto delle risorse basato sulla media nazionale. La norma finanziaria, come si dice, l'articolo riguardante la norma finanziaria, come è stata discussa ieri, a noi va bene. Puntuale la risposta alle critiche di chi vede nell'autonomia una forma dolce di secessione o il pericolo di un aumento delle disuguaglianze. Non possiamo accettare che qualcuno dica che questa è la secessione dei ricchi, perché vuol dire prima non rispettare la Costituzione, dopo non aver capito nulla. Idee diverse ce ne sono molte, allarga le braccia Zaia, ma quelle più inaccettabili arrivano sorprendentemente da colleghi governatori. Non posso accettare che ci sia il collega De Luca che invece di fare una battaglia per portare a casa l'autonomia, fa la battaglia perché gli altri non abbiano autonomia. Vuol dire che sì, la campagna ha scelto l'assistenzialismo, ce lo dica. Ottimista il presidente Veneto anche sull'iter del provvedimento, che dopo la firma tra Stato e Regione arriverà blindato in Parlamento. Le Camere potranno solo approvarlo o bocciarlo, ma non apportare alcuna modifica. La vera pietra miliare è l'uscita dal Consiglio dei Ministri e la firma dell'intesa, dopodiché il tema del passaggio parlamentare io spero vivamente che ci sia prima delle europee.